sicurezza, sentiamo parlare tutti i giorni, qualcuno viene spareggiato, qualcuno viene violentato e derubato, e allora certe parti politiche vedono i ladri ammazziamoli, eccetera. Beh, i ladri ci sono sempre stati, noi italiani poi abbiamo una reputazione mondiale su questo punto e quindi non possiamo accusare nessun altro di essere più ladro di noi. Però è un dato di fatto che ladri, violentatori, scassinatori, eccetera, ce ne sono moltissimi anche qui nel Veneto. E molte famiglie sono preoccupatissime di svegliarsi il mattino dopo senza i mobili in casa, con la moglie un po' maltrattata magari, o un forte mal di testa, eccetera. E quindi questa gestione, questa situazione va gestita, e chi la deve gestire sono principalmente i sindaci, non c'è altro da dire. I sindaci devono coordinare le forze dell'ordine presenti sul territorio in maniera che queste forze dell'ordine facciano il loro lavoro, non rimanendo negli uffici magari a scordare i passi del corpo, ma andando fuori sul territorio. Sindaco, io dico lei, la responsabilità in questo territorio ancora per poco tempo è sua, poi si vedrà. Quindi la prego nel frattempo di fare qualcosa. La mamma diceva non serve chiudere la porta, e io dicevo chiudi, e lei diceva ma chi vuoi che venga qui a portarmi via? Eppure i ladri ci sono, e questi ladri non devono fare quello che fanno specialmente di notte in tutti i nostri paesi. Ecco, questo è quello che voglio dire. Le ronde in divisa sono le benvenute perché danno la sicurezza e la chiarezza dell'intervento e danno anche quella indicazione di avere una protezione anche se non hanno bisogno di intervenire. Non vorrei però esagerare sul fatto di calcare la mano al lato per motivi politici, perché il più delle volte non serve a niente se non a creare odio tra le persone, diffidenza e anche asocialità che poi tutti noi paghiamo. Con questo tutto quello che voglio dire.